Ma O'Donnell non sa che la sua grande passione per la musica gli sarà fatale. Isolato, praticamente sordo, non ode i passi dell'assassino che si avvicina alle sue spalle. Beh, che te ne pare? Più idea mozzafiato di così per il nostro film? Ma cosa fai? Stupendo! Mi inchino sempre davanti alle cose antiche e venerabili. Cosa vuoi dire? Questa tua trovata non è tua, l'hai rubata. Trasecolo. Come puoi pensare queste cose di me? Piantala, l'hai letta. Sono pronto a giurare che non so leggere. Il guaio è che non sai nemmeno scrivere. Questo è grave. Ritira quello che hai detto. Mai! Un Bellacci muore, ma non si ritira. Ottima battuta, perché non l'hai usata nei nostri film. Avrebbe fatto sfigurare le tue. Basta. Quando è così, me ne vado. Anch'io. Ah no, questa è un'idea mia, l'ho detta prima io. Il mio sì è un amaro, pieno, armonico. E il mio no? Qua, radici di angelica. Anche nel mio, Arcangelica officinalis. Con la genziana, però. Genziana, hai voglia d'erbe qui. Sì, vabbè, ma lavorate come? Il mio, lavorazione antica. Antica quanto? 1815. Ramazzotti. Ramazzotti, Salute! Certo, ci vogliono anche le buone erbe per fare un amaro. Ma Ramazzotti è l'amaro con 160 anni di esperienza. Ramazzotti 1815, la scienza delle erbe.